Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. A voi la linea. Grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 7 di ottobre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net per conoscerci, ma soprattutto perché è un giornale online e al suo interno troverete notizie più che croccanti, dagli editoriali del direttore responsabile Giovanni Sallusti a Vittorio Feltri, le videopillole e molto altro. Ma adesso, signore e signori, diamo il benvenuto, come ogni lunedì con l'altra metà della radio, alla padrona di casa, Laura Ravetto. Buon pomeriggio, ben trovata. Buon pomeriggio Antonino, buon pomeriggio a tutti. E allora, io ho visto alcune... Cominciamo innanzitutto con questa giornata. Intanto è il 7 di ottobre, è passato un anno. Che cosa c'è da dire dopo 365 giorni di sofferenza in Medio Oriente? Ma allora, c'è da dire che siamo vicini alla popolazione civile, sempre, che andrebbe risparmiata dai conflitti sempre, ma che condanniamo fermamente chiunque provi a inneggiare al terrorismo e chiunque non sappia distinguere tra uno Stato come Israele, democratico, e i terroristi. Cioè è di tutta evidenza che la vicinanza alle popolazioni civili ci deve essere, ma è anche di tutta evidenza che qua chi tenta di fare l'equivicino sta equivicino da una parte a uno Stato democratico, dall'altra a dei terroristi. Cioè io sono molto netta su questo, Antonino. La confusione non può essere fatta. Certo, questo è poco ma sicuro. Del resto sabato li abbiamo visti gli equivicini, cosa fanno? Sì, e tra l'altro ecco mi ha fatto effetto leggere un articolo di questa giornalista americana di origini ebraiche che ha dichiarato: noi ci aspettavamo che nel mondo ci fossero dei terroristi che volevano perseguitare noi ebrei, non ci aspettavamo che nel mondo ci fossero delle persone che manifestassero per incoraggiare questi terroristi. E mi sembra, una frase più che adeguata al momento. Questo non significa che tutti quelli che stavano manifestando avessero queste intenzioni, ma che non solo in Italia, anche in Europa, anche nel mondo ci siano alcuni che utilizzano queste manifestazioni come pretesto di vicinanza ai terroristi e anche di attacco a Israele, mi sembra evidente. Questo è poco ma sicuro, anche perché noi restiamo dalla parte dell'Occidente e soprattutto dalla parte di chi difende i valori dell'Occidente, che sono valori estremamente di laicità, sono valori di inclusione, sono valori di libertà di coscienza ed espressione che certamente Hamas non tutela e men che meno tutela l'Iran, che vorrei ricordare a chi ci ascolta finanzia questi galantuomini, si fa per dire galantuomini, e in particolare l'Iran è quel paese nel quale una donna, qualunque donna, per il solo fatto di portare male il velo sulla sua testa, anzi chiamiamolo come lo chiamò Oriana Fallaci davanti all'Ayatollah Khomeini, il cencio in testa, beh, se non lo porta bene la pestano a sangue finché non muore e poi dicono che è stato uno sbocco di sangue dovuto ad un aumento di pressione. Ecco, noi di queste ipocrisie non sappiamo che cosa farcene, mi pare, per cui mi sembra abbastanza chiaro da che parte stare quando ci si trova davanti a queste cose. Poi possiamo discutere di tutti i difetti della democrazia di Israele, ma resta il fatto che Israele è una democrazia, gli altri no. Israele riconosce diritti, gli altri no. E questa è una grossa differenza, enorme direi. Sì, certo, assolutamente. Infatti stupisce sempre vedere così frange della sinistra
che si dicono tra l'altro vicine, no, alle donne, addirittura femministi a tratti, che poi però in qualche modo prendono le parti di stati dove i diritti basilari delle donne e anche degli omosessuali, perché poi c'è anche il tema dell'omosessualità, sono assolutamente violati. Detto questo, al netto delle concezioni civili rimane che Hezbollah sono terroristi, quindi al netto dei convincimenti sulle situazioni di trattamento delle donne o delle cosiddette categorie LGBTI, qua c'è un tema proprio che di là abbiamo a che fare con dei terroristi e questo non può essere escluso dal dibattito, cioè questo lo dobbiamo tenere sempre presente. Poi naturalmente è passato un anno, ci sono ancora degli ostaggi, oggi c'è la notizia di uno ostaggio che probabilmente è stato ucciso, quindi la situazione è indubbiamente complessa. C'è stata probabilmente anche l'uccisione di un giornalista a Gaza, adesso c'è la critica non provata perché vorrebbe vedere il coinvolgimento di qualche soldato israeliano. Insomma, è chiaro che sono situazioni complesse, ma i punti basilari devono essere tenuti a mente. Da una parte una democrazia che, come hai detto tu, tutela i valori occidentali anche per noi in quell'area, forse tendiamo a dimenticarlo anche questo, è come un argine, è come un presidio in quell'area, e dall'altra una popolazione civile che però è sotto scacco, ostaggio di terroristi. Ecco, questo mi sembra abbastanza chiaro. Allora, Laura, mentre noi ricordiamo tutto questo e naturalmente aspettiamo anche gli sviluppi, perché chiaramente adesso aspettiamo di sapere che cosa farà Israele contro l'Iran, soprattutto quali saranno i settori che verranno colpiti, quale potrebbe essere la reazione di Teheran, se ci sarà una reazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mentre tutto questo accade, noi adesso andiamo alla nostra rassegna stampa odierna. Dunque, io ieri vedevo le tue storie e ho visto che eravate molto gasate al Dipartimento Pari Opportunità. Com'è andata a Pontida? Beh, io sono contenta che tu abbia recepito questa energia, perché devo dirti, io ho la soddisfazione di guidare ormai da parecchi anni, perché dal mio ingresso in Lega, un dipartimento che in Lega non esisteva, perché in Lega non c'era mai stato il Dipartimento Pari Opportunità, prima della volontà del segretario Matteo Salvini, su una mia proposta che venne immediatamente accolta. Io appena fatto ingresso in Lega notai che mancava questo dipartimento e immediatamente Matteo Salvini mi disse sì, certo, facciamolo, e me ne mise appunto come responsabile, recentemente confermata, e di questo ringrazio, ma soprattutto ringrazio chi ne fa parte, perché se io sono stata confermata e loro pure, è perché obiettivamente è un dipartimento che si è comportato molto bene in questi anni, si è distinto, perché il tema dei diritti femminili, della parità, in chiave di centrodestra è un tema interessante, perché altrimenti sono sempre argomenti che vengono un po' demandati a sinistra, che a mio avviso li tratta per lo più in maniera ideologica, mentre credo sia apprezzato che un dipartimento come questo li tratta in realtà in maniera concreta. E allora, essendo che insomma, le responsabili di questo dipartimento, tu lo sai, ne conosci alcune, Elisabetta, la Olga, sì, ma ce ne sono tantissime, la Rubina, Maggie, adesso io tutte quante andrebbero ricordate perché sono tutte brave, ma ognuna è nella sua regione di provenienza. Ilaria in Puglia, e quindi non è sempre facile, cioè abbiamo fatto qualche riunione operativa, però sai, visto che oltretutto trattiamo sempre di incarichi di natura volontaria, quindi che comportano tutti dei costi che queste ragazze sostengono da sole, non è che possiamo vederci a Roma ogni settimana, e per cui lavoriamo a distanza sulle regioni, ma Pontida è il momento in cui noi sicuramente ci rivediamo. Non tutte, alcune erano malate, alcune chiaramente un viaggio molto lungo, però ecco, ci vediamo. E quando ci vediamo c'è l'energia di persone che collaborano bene da mesi insieme, da anni insieme, e che quando si vedono sono anche amiche. Quindi ecco, ci hanno fatto un paio di foto che secondo me erano molto esplicative. Poi devo anche ringraziare Siri, che come tu sai è responsabile di tutti i dipartimenti della Lega, perché questo è stato il primo anno in cui a Pontida
a fianco del fantastico stand della Radio Libertà, che dobbiamo naturalmente sempre ricordare, c'era anche lo stand dipartimenti, e quindi questa è stata una novità. Poi in generale su Pontida che dirti, tu lo sai, a me piace il contatto con la gente. Il contatto con la gente è anche una prova del 9 per un deputato, perché è facile star chiusi nel palazzo, andare in televisione e no, magari ti basi su quello che ti scrivo sui social, ma spesso nei social, diciamo così, ci sono i troll, ci sono i gruppi organizzati spesso di sinistra. È bello andare tra il tuo popolo e capire se questo popolo ancora ti apprezza. E devo dirti che io sono contenta di dire che sono stata ben accolta in Lega e continuo a essere apprezzata, perché anche l'altro giorno a Pontido ho avuto insomma molto affetto. Quindi per me è sempre una festa, ecco, una vera festa. Questa è la cosa più importante, appunto. La politica si fa con i piedi, non nel senso che si fa a casaccio, ma nel senso appunto che attraverso le delicate estremità si va in giro e si incontrano le persone. Fino a quando c'è questo è politica, dopo diventa appunto burocrazia e palazzo, e hai fatto bene a sottolinearlo. 0292947222 se volete essere dei nostri per telefono, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso il WhatsApp o Zappa, che dir vogliasi. Ecco, io ho trovato anche molto interessante non solo gli interventi degli ospiti stranieri, che come tali hanno fatto sentire la voce del mondo conservatore. Tra l'altro io sono d'accordo, lo dico anche con una certa soddisfazione, perché l'ho veramente condiviso in pieno oggi, liberamente, che ha fatto Giovanni Sallusti stamattina, quando lui ha commentato l'incredibile pezzo uscito su Repubblica, nel quale Francesco Merlo parlava di internazionale uncinata, cioè manco fosse un raduno di nazisti. Addirittura quel fascistone di Wilders, il leader olandese del partito conservatore olandese, poi questa idea, il capo dei capi, come si dice, Orban, tutte queste cose qua. Ecco, io credo che fino a quando in questo paese essere dei conservatori o essere dei liberali verrà considerato essere simpatizzanti del fascismo, addirittura in questo caso del neonazismo, beh, io credo che non saremo mai un paese normale e soprattutto non avremo mai un'opposizione degna di questo nome capace di offrire un'alternativa. Cioè è più credibile Dario Ballantini, che è andato a Pontida a fare l'imitazione di Elly Schlein, rispetto alla Schlein, che peraltro, voglio dire, come offerta politica c'è molto da dire, il campo largo mi pare che sia saltato, e in più, oltre a questa storia del campo largo, ha anche detto delle cose imbarazzanti sulla manifestazione pro-PAL del 5 di ottobre, quindi ci sarebbe anche molto da dire su questo. Ma voglio dire, quando è che diventiamo un paese normale, Laura? Sì, allora, intanto plaudo a Dario Ballantini, è veramente bravo, l'ho visto lì, è Schlein divertentissima, ma è già andato in onda? Cioè, tu l'hai già visto? Io non l'ho ancora visto. No, però Sammy ha girato un breve filmato in quel di Pontida. Fantastico, allora voglio il filmato di Sammy. E un plauso anche a Giovanni Sallusti, che non solo fa dei grandi editoriali, ma ci lascia anche la libertà qua di esprimerci esattamente come vogliamo, e anche talvolta a titolo personale. Quindi ora mi esprimerò anche un po' a titolo personale. Allora, certo. È indubbio, chi mi conosce sa che io davvero mi definisco una liberale di centrodestra, no? Ed è indubbio, e tutti sanno, che su alcune tematiche, penso alla tematica sull'aborto, io ho un'idea molto chiara, cioè io ritengo che per quanto si debba sempre favorire la vita, per quanto ci debba essere assoluta informazione, e sia inaccettabile, poi ti dico dove voglio arrivare, ma tu l'hai già capito, sì. Inaccettabile che delle donne siano in condizioni di sacrificare la vita dei bambini per ragioni puramente economiche. Questa è la parte che uno Stato e la politica deve ovviare, cioè nessuna donna deve essere messa in una condizione di scelta per ragioni economiche, deve poter scegliere in assoluta libertà e non da pressioni di esigenze. Detto questo, io rimango estremamente convinta che l'ultima parola spetta alla donna, che le leggi sull'aborto debbano rimanere come sono, semmai debbano essere applicate meglio,
nel senso dell'informazione alle donne, quindi è indubbio che magari su qualcuno di quelli che c'erano sul palco a Pontida su questi temi io marchi una distanza, ok? Indubbio. Però è anche indubbio che su altri temi non la marco la distanza, perché quando si fanno dei discorsi del tipo guardate che quando si difendono i confini, come ha fatto Matteo Salvini, non si difendono i confini di uno Stato, si difendono i confini europei, quindi in teoria l'Europa dovrebbe essere grata a chi si prende cura dei confini esterni e non dargli del fascista o del razzista. Ecco, io mi trovo assolutamente d'accordo, che poi è un po' quello che ha detto Orban, no? Allora, che cosa si tende a fare? Tutti questi commentatori di sinistra tendono a voler mettere in luce le differenze che ci sono, perché ci sono differenze tra programmi, tra idee, all'interno anche degli stessi partiti, nei singoli stati, sempre quando siamo a destra e magari dipingendoci come ha detto Salvini, bad guys, no? Io avrei detto a Salvini di anche bad girls, dai. I bad guys e le bad girls, ma a sinistra si dice qualche cosa? Tutte le frange filo-palestinesi che odiano, perché c'è odio da parte di alcuni verso lo Stato ebraico, emergono nel dibattito a sinistra o si fa finta di niente? Questo vale naturalmente non solo in Italia ma anche in Europa. Si fa finta di niente. Ora vedi, il giochino è troppo facile, non funziona. Sì. Sì, non funziona. Il problema è che apri un giornale e sembra funzioni. La cosa più drammatica è l'immagine che questo paese proietta all'estero, perché vi vorrei ricordare scusa, che... interrompo, Antonino, scusa se interrompo, non funziona. Sì. Perché se questi partiti che sono così appellati in realtà sono praticamente la maggioranza relativa nei paesi, è perché non funziona. Cioè la sinistra deve iniziare a capire che oltre ad avere un atteggiamento scorretto è un atteggiamento inutile. L'opposizione si fa nel merito, non cercando di dipingere l'avversario per quello che non è, nel merito. Cara sinistra, perché questi partiti hanno il 30% e oltre nei vostri paesi? Perché voi non siete stati in grado di comprendere che il Green Deal andava a colpire le fasce economicamente più deboli, perché voi non siete in grado di capire che l'immigrazione irregolare va a colpire le fasce economicamente più deboli, perché voi non state capendo che i popoli, cioè le fasce deboli, non le elite, votano chi le protegge giustamente e non chi per favorire le elite fa pagare il costo di queste cosiddette riforme, che poi riforme non sono, o buonismi alla popolazione più fragile. Questa è la partita che la sinistra dovrebbe intestarsi, però sai, io non è che gliela voglio suggerire, non è che gliela dobbiamo suggerire, continuino pure così, che dirti. Sempre di più ci sarà l'avanzata, e io mi sono contenta, dei partiti di centrodestra in Europa. E fin qui la cosa, diciamo, ha la sua logica e mi pare che non faccia una piega. Però a questo punto io, e su questo chiamo anche a raccolta ascoltatrici e ascoltatori, io a questo punto ti provoco, perché non c'è solo l'avanzata dei partiti di centrodestra in Europa e anche in Italia. Il problema è che tra un po' probabilmente noi avremo, come nel romanzo di Houellebecq, Sottomissione, un partito islamico, perché, come tu saprai, questa settimana è venuta, diciamo, fuori in tutta la sua devastante portata, ma già ne avevano scritti i giornali locali all'inizio dell'estate, è venuta fuori nella sua devastante portata una vicenda in quel di Ancona, cioè una giovane donna del Bangladesh, 30 anni, 2 figli, sposata a 15, ma hanno dichiarato 3 anni in più per farla essere maggiorenne, con un matrimonio combinato col marito, un operaio di 41, beh, insomma, dopo aver preso un bel po' di mazzate dal marito, la moglie ha deciso di divorziare secondo la legge italiana. Quando però l'avvocato si è rivolto all'anagrafe perché gli servivano i documenti e tutto il resto, ecco che all'anagrafe ha scoperto l'incredibile, cioè un anno prima il marito era andato in Bangladesh, aveva pronunciato la frase che secondo la Sharia permette all'uomo e solo all'uomo, attenzione, solo all'uomo, di ripudiare, no divorziare, ripudiare la moglie, talak, 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 e dopo aver detto questa frase è stato steso un atto di ripudio che è stato trasmesso all'ambasciata italiana a Dhaka
e da Dacca è stato spedito ad Ancona. Ad Ancona l'ufficiale dello Stato civile lo ha annotato nelle note appunto di stato civile di queste due persone. E naturalmente qui è scoppiato il finimondo, perché la vicenda è venuta fuori in tutta la sua portata grazie a Fuori dal Coro, a Mario Giordano, ma il sindaco di Ancona si è giustificato dicendo vabbè, ma non è colpa nostra, perché l'ufficiale di stato civile dell'anagrafe ha fatto quello che doveva fare. Il vero problema è che noi ci troviamo davanti a un vuoto legislativo, è colpa del governo che non interviene. E allora com'è possibile che in Italia, un paese nel quale l'uomo e la donna sono pienamente su una posizione di parità da un punto di vista di diritti e doveri, e allora come può l'Italia recepire un atto del genere figlio della Sharia? Come può? Sì, allora questa è una vicenda scandalosa e io non sono d'accordo col sindaco, che tra l'altro è di Forza Italia, però non sono d'accordo. Nel senso che qua io sai, sono la prima, che quando ci sono vulnus legislativi intervengo e da avvocato ti dico certamente si possono fare delle norme ancora più esplicative, ma la verità è che questa annotazione non andava fatta. Per carità, il sindaco ha anche detto non è una registrazione, una mera presa d'atto, ma comunque non andava fatta. Non ci si può aspettare che un funzionario conosca tutta la giurisprudenza nostra, però insomma un po' la responsabilità da parte del sindaco ci deve essere, nel senso che deve fare più attenzione, perché ormai, grazie a Dio, nel nostro paese c'è giurisprudenza consolidata anche in ultimissimi gradi che spiega che da noi il ripugio della donna è un atto assolutamente discriminatorio nei confronti delle donne e quindi niente riferito a un atto simile può essere recepito ufficialmente nel nostro paese. Quindi non è che qua tu stai trascrivendo e basta o prendendo atto e basta di un atto di divorzio in un altro paese e quindi c'è un automatismo, una necessità di presa d'atto. No, questo no. Però do ragione al sindaco su un'altra cosa. Il vulnus secondo me c'è, ma non è qui, è a monte. Cioè, com'è possibile che nei nostri comuni, nelle nostre città, vengano trascritti i matrimoni islamici? Questo è il vero punto. Lì sta il problema e infatti non ti nego che, ringrazio anch'io Mario Giordano, a seguito di questo caso di cronaca io la segnalazione l'ho già fatta al nostro legislativo di verificare che questo sia un tema che va affrontato legislativamente, quindi dobbiamo cambiare qualcosa, o se più banalmente bisognerebbe semplicemente fare più attenzione a livello amministrativo. Cioè, ma ti può sembrare normale che noi prendiamo atto in documenti ufficiali di matrimonio islamico? Soprattutto no, quando il matrimonio islamico, come hai detto tu, come in questo caso, è nel 90% un matrimonio combinato? Cioè, questo è il mio tema. Cioè, tu sei in Italia, si adegua alle leggi italiane, il matrimonio si fa secondo il nostro rito e secondo le nostre condizioni. E non ci sono accordi di reciprocità con queste religioni nel nostro paese tali che a mio avviso inducano al riconoscimento del matrimonio islamico. Ripeto, devo approfondire, però secondo me il problema sta a monte, non so se sei d'accordo. Sì, è un problema a monte anche perché torniamo a, qui annoieremo forse un po' gli ascoltatori, ma il punto è questo: la Costituzione dice che i rapporti con la Chiesa sono regolati dai patti lateranensi e quindi questo in Italia ha creato il matrimonio concordatario. Tu ti vai a sposare in chiesa e il parroco poi alla fine ti legge anche gli articoli del codice civile che riguardano il matrimonio civile. Ma il problema è che con le altre religioni si devono stipulare le cosiddette intese. Ora, il problema dell'Islam è che l'Islam non ha una gerarchia, quindi tu con chi le devi andare a stipulare queste intese? Con le associazioni che sono in Italia? Oppure con lo stato di provenienza del cittadino? Ma il cittadino di che tipo è? Sunnita, sciita e così via? Cioè non è una cosa facile e ripeto, non c'è una gerarchia visibile come è invece nella Chiesa Cattolica, non esiste il clero, non esiste niente di tutto questo. Per cui potete immaginare che qui si crea un problema ulteriore e l'altro problema è appunto che la religione è fonte di diritto, cosa che lo Stato laico, qualunque Stato laico, non è solo l'Italia, qualunque Stato laico,
non può accettare. Perché allora dovrebbero essere, cioè, ragionando così, pensate se in Italia fossero legge i 10 comandamenti. In Italia però non sono legge i 10 comandamenti. Allora non possono essere legge nemmeno le sure del Corano e gli hadith di Maometto, che sono la base da cui il diritto islamico trae la sua origine. Io per qualche anno l'ho anche insegnato, quindi per cui so di che cosa, insomma, mi permetto di farvi questo breve ripasso, diciamo così, questa breve infarinatura. Però il problema è questo: tu non puoi permettere a una religione di diventare fonte di diritto, perché sennò diventiamo esattamente come l'Iran. Esatto, io guarda, anche qui mi prendo la licenza della libertà che ci lascia sempre il direttore. Questo è anche un po' il discorso che faccio spesso ad alcuni colleghi, facevo in realtà più che altro quando, diciamo, nella mia precedente esperienza, quando alcuni colleghi cattolici come me, perché io sono cattolica assolutamente, però ogni tanto potevano spingersi un po' troppo nel recepimento delle questioni cattoliche in ambito legislativo, cioè, mi toccava ricordare a tutti che comunque lo Stato deve rimanere laico, non soltanto perché, voglio dire, non è detto che tutti in uno Stato debbano seguire la regola religiosa che seguiamo magari io e te, e quindi la regola deve essere accessibile a tutti, ma anche perché un domani ad avere questo atteggiamento sarebbe stato molto più difficile negare accesso alla redazione legislativa, chiamiamola così, ad altre religioni. Cioè, l'esempio che facevo spesso era: se noi calchiamo troppo la mano su dei precetti religiosi di natura cattolica all'interno della nostra legislazione, domani, quando, ahimè, ci dovesse essere un partito musulmano, io come faccio ad avere resistenza sufficiente, anticorpi sufficienti per dire che non puoi farmi una legge sulla poligamia? Perché anche questo mi comporta un tema sul matrimonio islamico, no? Ecco, quindi sempre il buon senso. Il nostro è un impianto sociale e quindi anche legislativo informato alla religione cattolica, e questo è sacrosanto perché sono i nostri valori. Però attenzione a lasciare troppo spazio alle confessionalità, perché poi il rischio è questo, e tu lo paventavi prima. Se noi non mettiamo un freno a queste situazioni, anche di natura amministrativa, lasciando un po' correre sui matrimoni islamici, sui ripudi, cose gravissime a livello amministrativo, tu puoi creare dei precedenti che domani possono essere, se si forma un partito islamico, recepiti a livello nazionale. Questo sarebbe, inaccettabile, una tragedia. Già c'è un problema di consuetudini che si è rivelato in altri paesi. Io faccio sempre l'esempio, in radio l'abbiamo già fatto 1000 volte, ma per me è scioccante, ricordiamocelo, a Londra, dove c'è una forte comunità islamica, gli ospedali, quando si presenta un paziente uomo di fede islamica, hanno difficoltà e devono cambiare i medici perché non accettano di essere curati da donne medico. Cioè, ci rendiamo conto? E che poi ci sono degli adeguamenti gravissimi già nella consuetudine, figuriamoci se il legislatore non è attento. Quindi, senza voler colpevolizzare nessuno, tantomeno gli ufficiali giudiziari e gli stessi sindaci, però dobbiamo tenere tutti gli occhi aperti, perché quello che per noi è una cosa burocratica, una presa d'atto, una mancata riflessione su un atto che sembra semplice, è un problema. Fortunatamente so che gli avvocati della signora hanno fatto ricorso verso questa notazione, e confido che quindi a livello di sentenza si metta chiarezza e quindi poi magari si divulghi anche questo a tutti gli uffici amministrativi. 30 secondi di pausa e torniamo subito. «7 ottobre 2023, 7 ottobre 2024, in memoria delle vittime del terrorismo islamico». A un anno dal terribile massacro del 7 ottobre, il nostro pensiero va al popolo israeliano, ai bimbi uccisi in culla, ai giovani strappati alla vita, alle donne stuprate, a chi è morto in prigionia e a chi è ancora tenuto in ostaggio, per ricordare sempre il diritto di Israele ad esistere, a difendersi e a convivere finalmente in pace coi popoli vicini contro l'orrore del terrorismo islamico.
per non dimenticare mai. «7 ottobre 2023, 7 ottobre 2024, in memoria delle vittime del terrorismo islamico». E rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Oggi abbiamo il dovere della memoria, il dovere del ricordo, e apprezzo molto questo spot che è stato mandato nel corso di questa pausa. Sono le 15:33 minuti e 37 secondi. Antonino Danna e Laura Ravetto al microfono con voi per l'altra metà della radio e naturalmente per la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà. Tra l'altro, Laura, visto che tu citavi l'esempio di Londra o Londonistan, come viene anche chiamata, vorrei ricordare che alcuni quartieri, addirittura ci sono degli adesivi che vengono messi nei quartieri dicendo "This is a Sharia zone", quindi niente scollature, niente condotte indecenti, niente musica occidentale ad alto volume, eccetera, eccetera, eccetera. Vergogna. E pensate che un paio di mesi fa a Londra è stata varata per i residenti del quartiere ebraico della città la linea 310, il bus 310, che serve a collegare questo quartiere con il centro città. Questo perché prima, soprattutto dopo il 7 ottobre, chi era ebreo sui pullman a Londra subiva molestie, insulti e quant'altro. Quindi hanno dovuto fare addirittura la linea dedicata agli ebrei per poterli trasportare. Se non è apartheid questo, io vorrei capire che cos'è. È veramente l'assurdo che comincia a prendere piede nel nostro Occidente, perché stiamo parlando di una delle capitali più importanti dell'Occidente, ed è molto grave che sia accaduto tutto questo. Sì, guarda, non è che dobbiamo rimangare sempre la fallaci, però un po' sì. No. Cioè la sua tesi, no, era correttissima ed era: se noi non siamo altrettanto netti con i nostri valori e con la conquista dei nostri diritti, verremo sopraffatti da loro che invece sono molto e troppo netti. Poi io non sono una che ama creare le guerre di religioni. Secondo me l'attacco con la bava alla bocca e basta è sbagliato, però è inutile stare qua a dirci, quindi la generalizzazione non si deve fare. Io non sto dicendo che tutti gli islamici abbiano queste velleità, ma nessuno però lo pensa. Nessuno lo pensa e non va neanche fatto ritenere, però, no? Perché il politico ha delle responsabilità che, no, certe volte viene magari voglia di far cassa, come dico io, no? Sui voti, Sì. e allora si fa la generalizzazione perché può portare consenso spicciolo, ma invece secondo me il politico deve trovare la soluzione, ma non può essere la soluzione di far finta di non vedere. Cioè non può essere la soluzione proposta dalla sinistra per cui bisogna far finta che non vada tutto bene e che il problema non ci sia. C'è un problema e abbiamo un problema in casa, abbiamo un problema di matrimoni combinati in Italia. Ne vogliamo prendere atto o no? Perché poi ci vuole sempre il caso di cronaca, ahimè, no? Della povera ragazza che vuol vivere all'occidentale e viene uccisa, perché altrimenti non c'è indignazione. Abbiamo matrimoni combinati in Italia, abbiamo ragazze di famiglie islamiche che non vengono mandate a scuola nel nostro paese. Vogliamo iniziare a parlarne? E poi guarda, io te lo dico francamente, io sono a Milano, no? E questi giorni ho girato a Milano e ho iniziato a vedere delle donne col burka. Mi dà fastidio, non va bene, non va bene, non va bene. Cioè mi sono chiesta come sia possibile. L'altro giorno qua sotto da me, in un ristorante molto costoso, quindi è inutile che mi vengano anche a raccontare quelli di sinistra, ma questi sono problemi culturali della popolazione disagiata, che non ha cultura perché non ha accesso al denaro. Questa coppia tutto era meno con una persona che non poteva avere accesso alla cultura, perché se tu hai accesso a una cena da 200 euro a testa, tu hai accesso alla cultura. E ne aveva il burka.
o meglio, burka, ho detto una cavolata, aveva lo niab, penso, quello dove si vedono solo la fessura degli occhi. È Sì, corretto? sì. Ma ti pare normale? In centro a Milano? A me non pare normale. E io ho guardato con disprezzo, lui, l'ho guardato con disprezzo. Sarò in diritto di disprezzare un uomo che accetta che una donna vada in giro così? Io l'ho guardato con Secondo me disprezzo. sì. E non ci credo che quella donna sceglie questo. Non ci credo. Sarà condizionata nella scelta, sicuramente. Perché non posso pensare che tu sia felice di andartene in giro totalmente coperta, mentre il tuo uomo è completamente scoperto, circondato da donne completamente scoperta. Tu sei felice di essere così? Non ti senti di proprietà di quell'uomo che non vuole mostrarti al mondo? Io non ci credo. Avrò il diritto di dire che mi fa orrore? Mi fa orrore. E non Beh, voglio sentirmi dare della fascista, della razzista, della xenofoba, mi fa orrore. Voglio poterlo continuare a dire. ma è peraltro uno dei modi per sottolineare l'inferiorità della donna, visto e considerato che chiusa all'interno del niqab, irriconoscibile, è sostanzialmente un essere inferiore. A me è chiaro, a me è totalmente chiaro, però ripeto, città di Milano, en plein air, cioè davanti a tutti. Io non vorrei che smettessimo di indignarci, capito cosa intendo? Sì, Vorrei che cioè, nessuno si indignava. Io sono passata davanti e mi sono indignata, ma le persone intorno non si indignavano. Io credo che, sai, no, adesso mi dicono che quando tu non hai un vestito adeguato non puoi entrare in un ristorante. Ci sta pure, no? Se hai i pantaloncini certo, e la ciabatta, magari uno dice, ma siamo certi che possa entrare una donna conciata così? Siamo appunto. certi che non stiamo in qualche modo avallando la sottomissione di una donna facendo così? Infatti, infatti. Però ecco, non ho avuto cuore di mettermi a questionare entrando nel ristorante, eccetera, anche perché sarei andata su tutti i giornali come l'intollerante Ravetto che fa casino, capisci? Però La non vorrei che, fascista. esatto, però non vorrei che a far così, a essere troppo signori. Per questo ti dico, io non sono uno di quei politici che inneggia la guerra di religione, che fa, diciamo, quella aggressiva con la bava alla bocca, però inizierò a indignarmi un po' più rumorosamente, perché se devo vedere che il mio essere una signora, nel senso che contesto, ma senza mai provocare, fa sì che poi si abbia una quiescenza di certe situazioni, e beh, diventerò una provocatrice anch'io, eh? E beh, come minimo, come minimo. Senti Laura, noi abbiamo ancora una decina di minuti e andiamo a parlare un pochettino di cronaca, diciamo così, cronaca nazionale, perché a questo punto, dopo aver discusso di tutto questo, abbiamo l'ennesimo caso di possibile femminicidio e questo ennesimo caso di possibile femminicidio arriva dalle pagine di Leggo, questa psicologa romana, Letizia Girolami, trovata morta in un campo e ci si chiede se sia un femminicidio. Per il momento è stato fermato l'ex fidanzato della figlia. Insomma, le donne continuano a morire. Dall'inizio di quest'anno, se non sbaglio, siamo già a quota 90. Sì, e possiamo dirlo. Pare che questo ragazzo abbia confessato, però naturalmente bisognerà accertarne la reale responsabilità, ci saranno le sentenze, eccetera. Ma possiamo dire che è pakistano? Lo possiamo dire? O anche qui inizieranno, perché mi pare che la situazione sia, da come viene descritta, che questa donna non volesse, per atteggiamenti di questo ragazzo, che la figlia lo frequentasse. Allora, non sarà il caso, andrà verificato, ma io non vorrei che anche qui fosse il caso in cui giustamente una persona dice, beh, io però certi atteggiamenti verso le donne non li apprezzo, quindi si muove per tutelare una figlia e il risultato è che si becca la bastonata in testa e viene uccisa. Ripeto, ci saranno delle indagini, ma vogliamo iniziarci a dire che io sono la prima, c'è stato anche un altro caso di femminicidio ad opera di un uomo italiano che ha dato fuoco alla macchina,
di questa povera moglie, la quale si è sottratta al fuoco, l'ha raggiunta, le ha spaccato la cassa toracica ed è morta di infarto. Quindi io sono la prima a dire che abbiamo un tema tutto nazionale sugli italiani, e non tutti ovviamente, ma su parte di italiani che fanno femminicidi efferati. C'è un tema culturale evidente, ma posso anche iniziare a dire che abbiamo delle situazioni non so mai come definirle, perché non posso definirle culture, ma diciamo abitudini di trattare le donne, o comunque di visione della donna, che possono portare con molta più facilità della nostra cultura a dei danni anche fisici o morali nei confronti delle donne. Posso dirlo, o anche qui mi si darà della razzista? Cioè, dobbiamo far finta di non vedere? Cioè, dobbiamo sempre fare come fa l'Occidente, a guardare le proprie colpe e negare quelle delle situazioni non occidentali, come la sinistra spesso fa, perché appena tiri fuori questi argomenti è colpa dell'Occidente brutto e cattivo che ha tenuto certi paesi in una situazione di inferiorità culturale. Dobbiamo continuare a fare così? Perché anche sui femminicidi io non farò più così, perché io sono molto equilibrata, e quindi ricordo sempre quando ci sono situazioni di immigrati irregolari che stuprano la vecchietta, piuttosto che sì, è vero, però è vero anche che c'è un tema italiano. Ora non lo dirò più, perché se il risultato di tutte le volte fare il mea culpa anche sulle situazioni nazionali, che facciamo finta di non vedere che abbiamo inglobato tutta una serie di irregolarità da paesi dove la vita vale zero, la donna vale zero, e che quindi mettono in atto degli atti, dei reati che da noi sono impensabili, tipo le modalità di uccisione. Anche qui possiamo iniziare a dire che da quando abbiamo l'immigrazione irregolare ci sono uccisioni, esci dall'ambito femminicidio, dove sappiamo avere le nostre responsabilità, ma situazioni di rapine, furti, che spesso si risolvono con coltellate alle persone aggredite, perché questi soggetti hanno un'aggressività diversa e una visione della vita diversa, nel senso che per loro ha un valore diverso da quello che ha per noi. Possiamo iniziarlo a dirlo, e non solo in questa radio, oppure verremo tacciati di razzismo? Cioè, se giri per Milano è possibile che chiunque, dall'estetista al taxista a chiunque, ti dica c'è più criminalità, è diventata una città insicura, e questo perché c'è troppa immigrazione irregolare in giro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è la gente che non ha il polso della situazione, o forse è la politica, e nella specie il sindaco, che non ascolta più? E in tutto questo è arrivata una telefonata. Pronto, chi è là? Sì, pronto, ciao Antonino, sono Massimo dalla provincia di Savona, caro saluto anche Ciao, a Laura. Massimo. Ciao Massimo, dici. Volevo ricordare innanzitutto solidarietà per le vittime del 7 ottobre e anche le martiri di Teheran, donne che hanno osato togliersi il velo e sono state brutalmente uccise dal regime. Bravo. Io penso che quando coloro che hanno compiuto questo crimine e le martiri si troveranno di fronte ad Allah, io credo che Allah gli chiederà conto chi le ha uccise. Ma perché avete fatto questa azione così deprecabile nei confronti di persone che facevano un gesto molto semplice qua da noi in Occidente, che per loro diventa una cosa di tipo un crimine morale? Io dico che il buon Allah, quando giudicherà queste persone, terrà conto della vittima e del carnefice. Tutto qua. Grazie Antonino. Condivido, grazie tante. Laura. Sì, hai fatto bene a ricordare, anche qui no, noi facciamo soprattutto le colleghe che fanno tanto l'interfemminista in aula, diciamo che non è che si scandalizzino molto, si straccino le vesti per episodi dove delle donne coraggiose si ribellano a queste situazioni. Hai fatto bene a ricordarlo. Io rimango comunque credula del fatto che, senza andare troppo lontano, noi queste situazioni ce le abbiamo in casa nostra. Questa cosa è inaccettabile, cioè noi dobbiamo iniziare a dire, per questo io spero vada anche avanti il progetto della revoca della cittadinanza,
per la commissione di determinati reati, oltre a quelli diciamo di interesse pubblico, perché noi dobbiamo iniziare a mettere dei paletti più stringenti, e devo ammettere che giorno dopo giorno penso che anche gli elettori stiano capendo che l'unico partito che su questi temi è fermo, non oscilla, non cambia idea, è la Lega. E quindi io dico che è importantissimo avere un partito come la Lega all'interno del governo, all'interno del Parlamento, sui territori, perché ricordiamoci che noi abbiamo molti sindaci e non a caso, ecco, con i nostri sindaci secondo me certe cose succedono meno, mettiamola così, che sono attenti a queste tematiche. Ecco, e questa è una cosa molto importante anche da ribadire e da sottolineare. Laura, noi abbiamo ancora un paio di minuti. Questa settimana che cosa farai? Che impegni avrai? Noi abbiamo questa importantissima votazione domani sul giudice della Corte Costituzionale che, come avrai visto, ha creato un po', no, di gossip sui giornali, no? Il Fatto Quotidiano, gossip no, perché poi è politica, quindi non voglio degradarlo a gossip, di questi parlamentari, non si sa chi, di Fratelli d'Italia, che hanno così passato la soffiata dell'indicazione da parte dei gruppi. Sì. E devo dirti che in effetti queste sono cose gravi, condivido l'indignazione che ha avuto Giorgia Meloni, perché comunque sono cose che non qualificano, cioè il partito è una comunità in cui ci si deve fidare uno degli altri, e quindi non bisogna, per un trafiletto di giornale magari, ma per qualunque ragione, insomma, violarne lo spirito di comunità, perché poi si crea diffidenza. Devo anche qui dire, senza sembrare quella che oggi dà sempre del bravi alla Lega, però obiettivamente devi ammettere che il gruppo Lega, da questo punto di vista, anche se tutti i giorni si sbattono sui giornali cercando di creare divisioni, l'ultima ridicola l'ho vista ieri su Pontida, nessuno guardava Salvini, tutti a celebrare Vannacci. Io, con tutto rispetto, non mi sono neanche accorta che arrivasse Vannacci, tanto per dirti, ma non perché grandi saluti al generale Vannacci, ma io non è che ho visto tutta la folla che si spostava a salutare, ho visto quando è salito sul palco che ha parlato, e ho visto Salvini che veniva fermato ogni 2 minuti da chiunque, quindi non capisco, si inventano. Poi Vannacci, che è salito sul palco e ha ribadito l'assoluta lealtà perché è una persona di parola, eccetera, eccetera, però devono trovare, diciamo, tutte queste scemate, e in realtà lo vedi, il gruppo Lega Camera, io parlo per il gruppo Lega Camera, ma anche il Senato, ma io ovviamente non sono al Senato, ma è identica la cosa, c'è grande unità, e vedi che nessuno tradisce lo spirito di comunità. Quindi ecco, una volta tanto, no? Se magari facciamo anche notare che, voglio dire, anche a livello di gruppi parlamentari, secondo me abbiamo dei bei gruppi con delle persone serie, ecco. Decisamente. Allora, Laura, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. L'appuntamento sarà il 14 ottobre prossimo, e che dire di più? Io ti ringrazio come sempre del tuo tempo e della tua disponibilità, dopodiché, insomma, ci si ritroverà presto qui su queste magiche onde. Che ne dici? Io dico di sì, e sono io che ringrazio te, perché ogni volta mi insegni qualcosa, con la tua sterminata cultura, no, diciamo la verità, anche oggi ci hai spiegato bene il tema delle gerarchie con la struttura islamica, che quindi non è anche facile decidere con chi eventualmente farli questi piatti, e non a caso, insomma, io spesso ti rubo gli argomenti anche a livello televisivo, quindi sono onesta. Ne sono compiaciuto, onorato e arrossisco, per cui va bene così. Va bene. Allora, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Appuntamento il 14 di ottobre con l'altra metà della radio, con me invece alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom. Grazie ancora, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato ciao, Laura Ravetti e Antonino Danna. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, grazie. Avete ascoltato l'altra metà della radio.